I teatri di Napoli, dall'Enciclopedia della canzone napoletana di Ettore De Mura. Torniamo al 1969 e scopriamo qual era la situazione di allora. Cinema Teatro Apollo, popolarissimo locale in via Torino al Basto, fu condotto sin dal 1925 da Stefano Pittaluga. Spettacoli di varietà e sceneggiate si alternavano con proiezioni cinematografiche. All'Apollo cominciarono a prendere basse dimensioni i nomi di Nino Taranto e di Ugo D'Alessio. Era da considerarsi un po' come la roccaforte della sceneggiata, in particolare della compagnia di Aldo Bruno e Agostino Clément, che per anni si produsse in 2, 3 ed anche 4 spettacoli al giorno. Il maestro Franco Barile, che per oltre 15 anni fu il direttore d'orchestra del teatro, ogni anno a Piedigrotta presentava al pubblico dell'Apollo le sue canzoni, molte delle quali scritte da Arturo Gigliati. Erano appuntamenti festosi, ai quali seguivano nutrite serie di sceneggiate tratte appunto dalle nuove canzoni. Nel 1948 il teatro passò in gestione a Cuccurullo e Patrizzi. 10 anni dopo fu demolito per far posto ad un albergo. Non fu l'unico teatro Apollo. Un altro, con impresa Cantalupi, si apriva verso la fine del 1912 in una traversa di via Marina, nelle vicinanze del Duomo. Gli spettacoli cinematografici erano completati da varietà e per lungo tempo vi cantarono Mimì Maggio, Roberto Ciaramella, Gennarino Bianchi e diversi altri. Purtroppo ebbe vita breve. Ancora un altro teatro Apollo, in via Merliani, allietò il pubblico del Vomero per pochi anni, a partire dal 1923. Il teatro era minuscolo, ma elegante, tanto che fu definito bomboniera. Svolgeva spettacoli di varietà con artisti del calibro di Parisi, Papaccio, Formisano. Nel Carnevale del 1924 vi cantarono Elvira Donnarumma, Mario Pasquarillo, Tina Castigliana, Molino. La prosa, molto apprezzata dal pubblico locale, si avvaleva principalmente del richiamo che esercitavano i nomi di Raffaele di Napoli e di Marchetiello. Dopo il 1969, alcuni di questi teatri hanno cambiato forma, nome, gestione. Sono attivi ancora oggi o, nel peggiore dei casi, non esistono più. Ma tutti sono stati palcoscenico per molti artisti che hanno creato quel grande bagaglio di cultura nato a Napoli. Non vi scordate